colgo l'occasione per ribadire il mio disappunto nei confronti della Corte dei Conti, nel quale esprimo il mio profondo dispetto per la sentenza che ha portato per il bilancio del 2008, anche perché ritengo che un sindaco non sia un ladro, anche se abbiamo avuto tutti esempi in vari eventi di Ciancimino, ma i sindaci sono comunque a disposizione della città e della propria comunità. Esprimo con estremo rancore questa mia espressione nei confronti della Corte dei Conti, perché riteniamo che l'indebitamento non avesse coinvolto nessun ente sovracomunale, ma bensì le risorse proprie che il Comune di Vittorio Veneto ha con le farmacie. Ma di questo avremo modo di confrontarci più avanti. Detto questo, voglio ricordare che nonostante tutto siamo andati avanti con dei lavori molto importanti e le opere, diciamo, per cui questa amministrazione era partita con le priorità, vedi, diciamo, la grande viabilità, il traforo, vengono pubblicato il vincitore per la fine di gennaio, la bretella sappiamo benissimo è partita e quindi assieme a queste abbiamo però anche portato avanti la caserma di Vigili del Fuoco con un'importante conclusione con il Ministero dell'Interno, per cui siamo riusciti a portare a casa 1,5 milioni di euro. Noi dovremmo fare la parte al credito e dopodiché cedere tutto al Ministero dell'Interno per le finiture, quindi portare i Vigili del Fuoco come previsto già nella precedente, diciamo, amministrazione di Giancarlo Scottani, per cui portare i Vigili del Fuoco all'interno del centro storico per dare la possibilità di intervento molto rapida e non certamente come è in questo momento nella logistica in cui sono messi in Valle Pisina. Altra cosa importante diciamo, sono la caserma della Guardia di Finanza, per cui però non sono riuscito ancora a rassimolare l'intera cifra, circa 1 milione di euro, che è la cessione da parte del Comune di Vittorio Veneto al Ministero delle Finanze dell'asilo in via 24 maggio, per cui noi cediamo l'asilo in via 24 maggio e con 1 milione di euro si dovrebbe poi fare l'intervento per portare e dare una sistemazione consona alla Guardia di Finanza, che in questo momento è purtroppo sistemata, diciamo, in una situazione logistica non ottimale. Questo è per far capire, diciamo, che oltre al programma elettorale abbiamo altre cose che portiamo avanti, quindi grazie ai consiglieri comunali, grazie alla Giunta che mi sostiene su quelle che sono le priorità e su quelle che sono le opportunità che il mercato porta avanti, il mercato, diciamo così, le opportunità dei soldi sovracomunali, perché certamente quelli comunali sono ben risicati. Ricordiamo che i soldi provenienti da Roma sono arrivati nel mese di dicembre, quindi questo ci ha tolto la possibilità di fare degli interventi già programmati sulle opere pubbliche, soprattutto su quelle che sono le nostre grandi difficoltà, vedi le strade sono quelle che effettivamente non siamo intervenuti. Altra cosa, diciamo, per quanto riguarda la sicurezza, siamo andati avanti con il progetto sicurezza che sarà inaugurato quanto prima, poi ogni assessore spiegherà in maniera molto più dettagliata le cose. L'urbanistica, altra cosa importante, la vendita del Papadopoli. Del Papadopoli diciamo, nasce da un'esigenza e un'incapacità da parte del Comune di poter intervenire in maniera decisa su questo importante manufatto e parco che è sito all'interno della nostra città, ma non abbiamo 10, quantomeno 12 milioni di euro per poter intervenire, quindi per noi è quasi una necessità la vendita. Con il ricavato andremo poi a finanziare, diciamo, la nuova piazza di Giovanni Paolo I, perché in questo momento è solo un semplice parcheggio
e quindi cercare di rilanciare soprattutto una volta da Papalopoulos, cercare di incentivare, di fare un impianto termale e quant'altro, dare un rilancio a quell'area che finalmente che in questi anni non abbiamo purtroppo dato, anche perché le amministrazioni precedenti, Giancarlo Scottà, si è concentrato nella risistemazione di Serravalle. A Serravalle sono stati investiti circa 24 milioni di euro e quindi cercando di fare un polo di attrazione turistica per l'intera città di Vittorio Veneto, adesso le nostre attenzioni vengono spostate su Ceneda. Quindi in sintonia anche con il Vescovo, il quale è perfettamente d'accordo nella sistemazione e di una rivisitazione anche dell'entrata dell'ex seminario, dove all'interno c'è il museo diocesano, e creando una sinergia tra il comune e la diocesi per un utilizzo anche, se possibile, di quelle strutture che sono in questo momento chiaramente non utilizzate. Per quanto riguarda l'ambiente, voi sapete benissimo, si è partiti con la raccolta porta a porta, si partirà, scusate, con la raccolta porta a porta il prossimo anno, porta a porta spinta. Per quanto riguarda la cultura, abbiamo ripristinato il violino, abbiamo chiuso in questi giorni la convenzione con la Teatro di SPA e il Comune di Vittorio Veneto per l'utilizzo del teatro da fronte, quindi che già inizierà con uno spettacolo il 31 di questo mese e il primo dell'anno. Per quanto riguarda invece vorrei ricordare anche l'inaugurazione del Museo del Banco Vassetta, che è una memoria storica, lavorativa, storica e culturale e sociale del nostro territorio, soprattutto vittoriese. È stato un centro di lavoro importantissimo. Per quanto riguarda il risparmio energetico, ricordiamo l'impianto fotovoltaico da 4 milioni di euro. Per il sociale contiamo di mantenere i servizi alla persona perché effettivamente siamo in gravissima difficoltà. Sul bilancio sarà diciamo, più esplicito ed esaustiva il nostro Antonella Caldà. Per quanto riguarda invece il prossimo anno, ripeto che abbiamo intenzione chiaramente di continuare con quelle che sono le nostre opere, cioè come vedo prima, più importanti. Anche se sarà un 2011 di grandissima difficoltà, sappiamo benissimo che il lavoro scarseggia, sappiamo benissimo che le nostre aziende sono in grandissima difficoltà e quindi il nostro pensiero, diciamo, se dovrei pensare a un regalo per il 2011 vorrei il lavoro per le nostre aziende, per i nostri concittadini, perché questo risolverebbe, diciamo, credo il 90% d'altra parte noi veneti, in particolare trevigiani, siamo abituati al lavoro e non chiedere nulla a nessuno. Purtroppo in questo momento stiamo attraversando un momento di grandissima difficoltà. Vorrei ricordare che sul Palazzo Tedesco sarà inaugurato il prossimo anno. Contiamo di fare una convenzione ed affidare la gestione dell'intero palazzo, la struttura di Palazzo Tedesco, per fare una mostra permanente del collezionismo privato, in maniera di rendere, diciamo, quell'edificio, che secondo me ha una teoria delle 3C, cioè il contenitore, il contenuto e il contesto, molto importante. Credo che Serravalle sia veramente qualcosa di straordinario. Mostra del collezionismo privato per far diventare Serravalle un centro di attrazione turistica, culturale e turistica molto importante. Come ben sapete abbiamo fatto il patto per Ceneda, quindi è stato portato in consiglio comunale con le prospettive che avevamo detto. Contiamo di accedere a un fondo regionale per quanto riguarda il museo della Grande Guerra, che è un fondo regionale, diciamo, con fondi europei gestito con un banco regionale,
contiamo di accedere a un sostanzioso bando per intervenire, diciamo, in maniera molto decisa su quella che è la sede storica del Museo della Battaglia, perché effettivamente ne ha dei bisogni straordinari. Come ben sapete, stiamo a San Giacomo, c'è questa pista ciclabile con l'acquedotto che sarà terminata quanto prima. Per quanto riguarda l'ospedale, noi stiamo andando avanti con l'hospice, abbiamo una buona, diciamo, collaborazione con l'ULSS e soprattutto con il suo direttore del Pavero, che ha fatto importantissimi interventi all'interno della struttura ospedaliera, risonanza magnetica che è arrivata proprio qualche mese fa, quindi una serie di interventi per rendere, diciamo, il nostro ospedale un ospedale di eccellenza e quindi al servizio non solo della città di Vittorio ma dell'intero contesto. Mi pare di aver detto tutto, non mi pare di aver, ma se ci sono domande sono qua. Io passerei adesso la parola così innanzitutto per la specifica nei vari assessorati, iniziamo dalla mia destra all'assessore Mario Rossetti, assessore alla sicurezza, il quale magari spiegherà, diciamo, quelle che sono le cose importanti del suo settore. Buongiorno. Cosa si è fatto quest'anno per quanto riguarda la polizia locale? Innanzitutto, oltre alle attività quotidiane di vigilanza, di controllo, di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria, si è innanzitutto sotto il profilo logistico, in attesa sempre del nuovo comando della polizia locale, è stata attuata la riorganizzazione e l'ampliamento degli spazi a disposizione appunto della polizia locale negli ex uffici delle attività produttive. Progetti. Due sono i progetti iniziati nelle precedenti amministrazioni, ai quali è stato dato seguito anche quest'anno. Il più importante credo sia il progetto denominato Distretto TV3A per un servizio associato della polizia locale e per la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza. Lo scopo di questo progetto è di aggregare funzionalmente e in modo stabile i comuni facenti parte al distretto, riducendo quindi al minimo la polverizzazione sul territorio e rendere più servizi efficienti ed economicamente sostenibili. La videosorveglianza è in fase di ultimazione, mancano solo delle attività dipendenti dai comuni, il contratto con l'Enel piuttosto che portare l'alimentazione dove sono le telecamere. A settembre del 2009 sono iniziati pattugliamenti serali e notturni, sempre in forma associata, e hanno consentito di monitorare tutto il territorio del distretto. Sempre in settembre anche il comune di Colle Umberto, il quale non aveva aderito in prima battuta a questo progetto, ha aderito e quindi così si è realizzato il completamento del distretto. I prossimi investimenti da fare con i fondi messi a disposizione dalla Regione sono il completamento della centrale operativa e l'acquisto di un autoveicolo per le attività del distretto e l'attuazizione anche di una pattuglia quotidiana, quindi ci sarà una pattuglia che, a parte quelle serali, che giornalmente girerà fra gli 11 comuni facenti parte del distretto. L'altro progetto sempre iniziato nella precedente amministrazione era quello della sicurezza stradale a un limite. Lo scopo del progetto era quello di dare risposta alle richieste di maggior controllo sulla circolazione stradale della Valle Pisina, cioè lungo la statale 51. E la necessità di un maggior controllo nasce dal fatto che due luoghi sono stati diciamo, definiti centro abitato e quindi fare in modo che ci sia più controllo in quelle zone lì.
progetto sarà ampliato nei prossimi mesi del 2011 con 2 box che verranno installati sempre nei centri abitati di San Floriano e Nord. Sempre inerente a questo progetto partirà nel 2011 un'attività di sensibilizzazione in particolar modo rivolta verso i motociclisti sull'importanza di rispettare le norme del codice della strada. In primavera si organizzerà una giornata di guida sicura dove saranno coinvolti gli stessi motociclisti. È partito un nuovo progetto, io qui ho anche delle brochure se poi qualcuno le vuole, denominato Truffa agli anziani e furti nelle abitazioni. A seguito di alcuni episodi di raggiri verso gli anziani, l'amministrazione comunale, in collaborazione con la compagnia Comando Carabinieri di Vittorio Veneto, ha organizzato questo progetto, il quale ha diciamo 2 scopi. Innanzitutto quello di dare una risposta alle necessità di sicurezza dalla parte degli anziani e poi quello di creare un rapporto di fiducia con i cittadini. Con questi ultimi 2 progetti, diciamo, quello rivolto ai motociclisti e quello rivolto agli anziani, vogliamo gettare le basi per una maggiore collaborazione fra la collettività e le forze dell'ordine. Io finisco qui, per lasciare spazio anche agli altri, poi se avete domande da fare, ben bene. Solo Fasano con pubblici. Allora saluto i rappresentanti della stampa che quest'anno hanno accompagnato tutte le mie attività e penso che siano ben eruditi su tutto quello che abbiamo fatto. Comunque è doveroso fare un piccolo sunto di quello che è stato fatto quest'anno. Oltre a un completamento di importanti lavori compresi nel programma Contratti di quartiere per Serravalle, voi avete tutti questa paginetta. Palazzo Tedesco, area verde via Piai, nel corso del 2010 il settore lavori pubblici ha portato avanti un'importante serie di lavori volti principalmente alla manutenzione di beni di proprietà pubblica. La particolare attenzione rivolta alle scuole ha portato al completamento di 3 nuove scuole realizzate non solo con tutte le finiture necessarie, ma anche con l'attivazione, ad esempio, a San Giacomo di un impianto fotovoltaico. Lavori importanti sono stati fatti nel corso dell'estate della scuola media da Ponte, dove sono stati installati ascensori, eliminate barriere architettoniche e adeguati gli impianti. Compatibilmente con le risorse poi numerosi e continui interventi di manutenzione su tutti i plessi scolastici. A livello di strade sono state realizzate le strade silvopastorali di Maiola e Naronchi, messo in sicurezza un tratto di muro Formelina, sistemata con i sottoservizi di Piai, connessa alla viabilità cittadina in modo definitivo alla viabilità realizzata in corrispondenza di Victoria Sport, realizzata in fognatura di San Giacomo. Oltre a questi interventi puntuali, l'ufficio strada ha effettuato una miriade di piccoli interventi volti a migliorare la sicurezza stradale in punti strategici della città, la rotonda davanti qui del Corpo d'Armata, il dosso di via Cosmo Centro, la curva di via Casoni e Serravalle, eccetera. Ci sono poi 2 importanti opere pubbliche in corso che, seppur non attivate direttamente dal Comune, lo stesso via contributo sono la bretella che collegherà il casello Vittorio Veneto Sud della 27 a via Matteotti, la pista ciclabile della cantina sociale Porte a Colomberto. Il 2010 è stato anche un anno importante per i progetti realizzati. Ultimo di importante è quello per il restauro del Museo della Battaglia a Ceneda, ma il Comune ha richiesto un contributo regionale per la realizzazione della scuola, con un progetto preliminare predisposto dagli uffici, progetto di manutenzione per l'asso Marcelari, realizzato il progetto esecutivo di istituzione del caso, verso il turno dell'asse Galileo Nannetti, la disistemazione del sponde del Lago Morto e le sorgenti del Mesco e Laghi Blu della Pesina. Questi sono tutti, in particolare i sorgenti del Mesco e Laghi Blu, sono con contributo provinciale che sono da qualche anno che aspettano. Con l'assestamento di bilancio di un paio di mesi fa abbiamo messo a bilancio per tanto il cantiere anche 1.738.000 euro di opere che sono il completamento dei cimiteri Sant'Andrea e Forcal,
Adeguamento delle barriere architettoniche Lorenzo da Ponte, l'edificazione e estensione degli impianti di pubblica illuminazione e via consolidamento attento a sicurezza scuola materna di San Giacomo, adeguamento a norme scuola materna di San Giacomo, insonizzazione sala musica Lorenzo da Ponte, impianto fotovoltaico scuola materna Formenia, liquidificazione strada del Colle Visentina, liquidificazione ambientale Lario Blu, sistemazione stradali, strade comunali di montagna, sistemazione sorgenti meschi, realizzazione marciapiedi di via del Tasso. Pertanto sono state finanziate e a breve qualche anno ulteriori 1.738.000 euro di opere pubbliche. Però l'evento calamitoso del 30 ottobre, del 1 novembre e quello recentissimo ha portato all'autorità ben altri tipi di interventi. Noi abbiamo monitorato gli interventi su strade e proprietà pubbliche nel primo intervento di 30 ottobre 1 novembre 1.035.000 euro, a cui con l'ultimo evento calamitoso vanno aggiunte ulteriori 20 frane o interventi sulle strade per un altro 1 milione di euro. Pertanto il prossimo anno avremo circa 2 milioni di euro di interventi su dissesti idrogeologici. La Regione dice, lo Stato dice che dovranno essere compresi nel patto di stabilità. Speriamo che questo non sia vero, perché per questo ci interpererebbe le ali per tutti i progetti che abbiamo in itinere. Oltre a questi ci saranno tutti gli eventi calamitosi in proprietà privata che è circa un altro 1 milione di euro. Pertanto Vittorio Veneto in questo frangente ha subito circa 3 milioni di euro di danni, che sarà il motivo di intervento del prossimo anno. Se volete fare delle domande, oppure passo facciamo alla fine le domande, tutti uguali, che poi ci sono delle domande che sono interconnesse agli assessorati. Sì, benvenuto anche da parte mia. Come sappiamo la crisi economica che stiamo attraversando ha colpito anche e soprattutto il settore edilizio. Pertanto anche il nostro comune in questo 2010 ha avuto nelle casse meno oneri di urbanizzazione. Nonostante questo però abbiamo avuto un ingente numero di pratiche nel 2010, di pratiche edilizie nel 2010, che è stato superiore a quello del 2009. Questo per effetto della legge sul piano casa, che da sola ha portato a più di 100 richieste di parere, con il risultato di 77 domande. Di queste 77 domande già 46 hanno il permesso di costruire, quindi sono già lavori che stanno andando avanti. Su questo piano casa vorrei precisare che dai dati provinciali le domande presentate a tutti i comuni della provincia di Treviso hanno un totale di 2.200 domande, media 23 domande per comune. Vittorio Veneto con 77 domande è senz'altro di sopra della media, il che significa sicuramente un buon grado di comunicazione tra l'amministrazione, i nostri uffici e il cittadino di Vittorio Veneto. Come dicevo, abbiamo introitato meno oneri, questo perché la maggioranza delle domande sono richieste di piccoli interventi che possono essere ampliamenti di 1 o 2 stanze oppure anche un semplice garage. I lati positivi di queste pratiche sono che, uno, abbiamo concesso all'incirca soli 4.500 metri cubi di volumetria. 2, allo stesso tempo stiamo migliorando nella città un discreto numero di immobili, che era ed è uno degli obiettivi che personalmente mi ero imposto subito dopo aver ricevuto questo incarico. Se vogliamo dare dei dati più precisi sul numero di pratiche complessive che ci sono state, abbiamo qui dei dati che mi hanno passato gli uffici, vediamo se riesco a tracciarli. Allora, sono state presentate nel 2009 per fare un raffronto. Nel 2009 sono state presentate 736 pratiche, nel 2010 924. Do i numeri più importanti.
Le pratiche però esaminate nel 2009 sono state 595, quelle del 2010 472, praticamente abbiamo avuto 200 pratiche in più come presentazione, però quasi 100 pratiche in meno come pratiche esaminate. Questo non perché gli uffici abbiano lavorato meno, ma per il semplice motivo che tante di queste pratiche, esattamente 150 pratiche in più, 398 contro 500 pratiche, sono delle semplici DIA o SCIA, quindi non hanno bisogno di essere esaminate da parte degli uffici. Nel 2010, a livello patrimoniale, sono state messe in atto alcune strategie di notevole rilevanza per l'assetto della città. In aprile è stato approvato il piano delle alienazioni, quindi sto parlando un po' anche di urbanistica ma anche di patrimonio allo stesso tempo. In aprile è stato approvato il piano delle alienazioni, all'interno del quale erano stati inseriti numerosi immobili di proprietà comunale. Molti non assolvevano da anni a funzioni di rilevanza pubblica, erano in disuso. I disusi e l'abbandono è noto che sono causa di deperimento dei beni immobiliari. Le risorse pubbliche del resto non consentono di garantire un livello di manutenzione adeguato. La scelta è stata dunque quella di procedere con una valorizzazione dei beni, attivando per quelli maggiormente significativi varianti urbanistiche specifiche. È il caso della variante fatta per la scuola Sauro San Giacomo, trasformata la zona scolastica a zona A, nella quale risultano compatibili residenza, uffici, negozi, eccetera. Il caso di Villa Papadopoli, per la quale è stata adottata una scheda normativa che prevede la possibilità di trasformare la stessa in un centro termale, la variante in questo caso attiva un ragionamento di valorizzazione complessiva del fulcro di Genova, individuato, come diceva prima il sindaco, nella piazza. Nello stesso tempo sono stati messi in vendita altri beni immobiliari e venduti, ad esempio palazzine di via Pretoria, eccetera. Ricordiamo che fino del piano alienazioni che abbiamo votato in Consiglio Comunale abbiamo introitato al momento oltre 1 milione di euro e speriamo di riuscire nel 2011 ad alienare anche il resto, nonostante questa crisi che continua a persistere. Sempre a livello di patrimonio abbiamo manifestato la volontà di adottare una permuta, l'abbiamo votato in Consiglio Comunale, di immobili connessi asilo Mazzoni. Questo consentirà di acquisire al patrimonio comunale alcuni beni significativi per la città: la scuola di San Giacomo, l'asilo di Piazza Gallino, l'immobile di via Calcada e l'ex asilo di via 24 Maggio, che è quello che faceva riferimento prima il sindaco per la caserma. Quest'ultimo in particolare, come detto, è appunto destinato alla nuova caserma della Guardia di Finanza. Diciamo così, non dobbiamo dimenticare che abbiamo, il 2010 è stato caratterizzato da 3 varianti importanti, che sono la variante dei centri storici, la variante zone di completamento e la variante per le aree commerciali, tutte approvate lo scorso anno e andate in vigore con l'anno appena passato. Io concluderei facendo un accenno a quello che è il lavoro che è stato fatto a Serravalle sul Palazzo Todesco, che è stato ultimato e molto probabilmente nel 2011, come diceva il sindaco, diverrà uno dei poli di attrazione del centro di Serravalle. Stiamo inoltre concludendo i lavori del Palazzo Monte dei Pegni, che sarà di edilizia ad uso, diciamo, sociale. Pertanto speriamo che questo 2011 ci permetta anche di sopperire alle carenze che ci saranno a livello sicuramente di trasferimenti, con un po' di ripresa economica. Ricordiamo che oggi molto probabilmente verrà firmata dopo un anno la prima convenzione per un complesso importante che è l'ex Fassina Carnielli. Speriamo che sia di buon auspicio perché parta qualche altro cantiere che è già in programma da qualche anno, ma che purtroppo per questa crisi che c'è non riesce a decollare. Io credo di aver concluso
e se ci sono delle domande sono a disposizione anch'io. Grazie. Assessorato sociale, Giuseppe Maso. Sì, buongiorno a tutti. L'anno scorso, quando avevamo fatto questa conferenza stampa, ci eravamo lasciati con l'interrogativo di quali sarebbero state le richieste nel corso del 2010 per quanto riguardava il cosiddetto sostentamento, ovvero il capitolo di bilancio sotto il nome cosiddetto minimo vitale. Se nel corso del 2009 i soldi dati alle persone cosiddette per arrivare a fine mese erano stati 170.000, nel corso del 2010 la cifra si è mantenuta sugli stessi livelli, anzi con una piccolissima flessione, distribuendo 167.000 euro. Questo sa significare due cose a mio parere. Primo, che la situazione di crisi si è cosiddetta stabilizzata, o forse anzi ci sono i primi segnali di inversione di tendenza. Tenete presente che comunque il minimo vitale, il capitolo di bilancio, anche in anni di crisi c'era sempre, c'era stato un incremento nell'ordine di circa 20-25.000 euro negli ultimi anni, in coincidenza con la crisi, ma il fatto che le richieste non siano aumentate, anzi un pochettino siano diminuite, mi fa pensare che l'apice della crisi possa essere raggiunto. Sicuramente mi è capitato con alcune persone che erano assistite ai servizi sociali, alcune sono state riassorbite dal mondo produttivo e mi auguro che nel corso del 2011 questo trend si stabilizzi e anzi si consolidi. Nel corso del 2010 poi ovviamente abbiamo mantenuto tutti i servizi che avevamo nell'ambito del servizio sociale, e se dobbiamo analizzare un dato che nel corso degli anni invece è in costante aumento, è un po' il dato dell'integrazione delle rette nelle case di riposo, dovuto al fatto che la popolazione di Vittorio Veneto, così come la popolazione in generale, l'aspettativa di vita aumenta, la popolazione anziana quindi è maggiore in termini percentuali e soprattutto essendo in aumento anche le famiglie unipersonali, cioè gli anziani che vivono solo in casa e non hanno una rete familiare di sostegno, fa sì che spesso il comune sia costretto a integrare nelle case di riposo quelle che sono le rette, perché le pensioni dei singoli anziani non sono sufficienti. Per quanto riguarda nel 2011 abbiamo in progetto di costruire, credo sia l'ultimo, anche se le richieste ci sono già e in parte quasi del tutto esaurite, un nuovo pezzamento di ordini per gli anziani che verrà costruito accanto all'hospice, hospice che, come prima diceva il sindaco con un certo orgoglio, sorgerà a Vittorio Veneto e anzi adesso nei primi mesi dell'anno verrà posta la prima pietra, creando nella zona di costa la cosiddetta cittadella sanitaria di Vittorio Veneto, avendo nel raggio di neanche 100 metri ospedale, casa di riposo e casa per i malati terminali. In sostanza di questo parliamo con l'hospice. Oltretutto con favore abbiamo preso atto in questi ultimi giorni che la direzione generale dell'ULS 7 ha in programma di investire 5 milioni di euro nell'ospedale di Vittorio Veneto. Credo che questa sia un po' un'anomalia all'interno di tutta la regione Veneto, perché essendo questa l'unica ULS, una delle due in attivo, è un orgoglio anche per la città di Vittorio Veneto, che è in controtendenza rispetto a tutte le altre città della regione Veneto. Questo testimonia una lungimiranza sia da parte della direzione generale dell'ULS, ma anche degli amministratori locali che nel corso degli anni hanno saputo ottimizzare quelle che erano risorse sul territorio e si trovano adesso dei servizi di eccellenza senza avere l'ULS e il sistema sanitario in perdita. Per quanto riguarda poi i servizi demografici, nei primi mesi,
forse già verso la fine di gennaio, andremo a ristrutturare quello che è l'ufficio servizi demografici, che da circa 25 anni ha l'attuale conformazione, per un'esigenza di privacy nei confronti della cittadinanza e di strutture nei confronti dei dipendenti pubblici, verranno un attimino ridisegnati gli uffici dell'anagrafe, con un vantaggio sia per i dipendenti che vi lavorano, sia anche e soprattutto per la cittadinanza, che avrà maggior privacy, come dicevo prima, ma anche la possibilità di sedersi e di parlare, dialogare in maniera più comoda con gli operatori comunali. Oltre a ciò, poi spinti anche così dalle forze dell'ordine, per certi versi, ci avevano segnalato che in un comune noi vicino, nel corso della notte, erano state rubate carte d'identità e documenti sensibili dell'anagrafe. È già stato posizionato e anche già riempito un cosiddetto armadio di sicurezza, all'interno del quale ci sono tutti i registri dello stato civile, i registri di famiglia e i documenti sensibili dell'anagrafe, per permettere agli operatori di prenderli e quindi di fare eventuali copie in brevissimo termine, e quindi permettere di avere al cittadino in tempo reale copie dei documenti, ma permettere poi anche all'amministrazione comunale di avere maggiore sicurezza nel conservare questi documenti sensibili. Permettetemi poi un'ultima riflessione. Leggendo quanto aveva così scritto il nostro ufficio stampa su indicazione dell'assessore dei lavori pubblici Fasano, notavo con certo piacere che sottolineava come con l'intervento diretto del sindaco fossero state poste in essere alcune opere. Prima il sindaco ringraziava pubblicamente, di questo credo tutti noi gliene rendiamo grazie, gli assessori e i consiglieri comunali per l'opera e per l'aiuto che gli servono. Io credo, lo dico a nome personale, ma credo forse anche di essere interprete anche di tutti gli altri componenti della giunta e del consiglio comunale, perlomeno insomma quelli della maggioranza, di ringraziare invece anche noi il sindaco, perché in un periodo di grossa crisi economica, di poca disponibilità economica, noi, credo possano essere testimoni anche tutti i miei colleghi di giunta, vediamo costantemente il sindaco appeso al telefono tirare le giacche di rappresentanti politici, che ovviamente lui conosce a tutti i livelli, visti anche l'esperienza politica che ha, per portare in città opere, investimenti e per far sì che la città di Vittorio Veneto goda di servizi di eccellenza. Credo che se alcuni risultati si stanno per realizzare, alcuni sono stati realizzati in continuità con l'amministrazione precedente dell'onorevole Giancarlo Scottà, il quale altrettanto si adoperava, forse un tempo era un attimino anche più semplice ottenere dei finanziamenti, come dicevo, è merito soprattutto del sindaco, il quale in maniera instancabile, da buon corridore, quando si prefigge un obiettivo lo perseguita con grande perseveranza. E credo proprio, permettetemi proprio quest'ultima annotazione e poi chiudo, che sia proprio per i risultati che sta ottenendo l'amministrazione che con un certo piacere noto, ma notiamo tutti, che anche in consiglio comunale qualche consigliere che magari in prima battuta non ha sostenuto questa amministrazione spesso partecipi in maniera collaborativa a quelle che sono le iniziative di questa amministrazione, sostenendo. Ciò credo sia dovuto soprattutto al fatto del buon lavoro che viene svolto, pur nelle mille difficoltà e pur essendo perfezionabile e perfettibile, ma credo che di questo, in un periodo, come dicevo prima, di vacche magre, in cui tantissime amministrazioni sono ferme al palo perché purtroppo, ahimè, costrette dalla congiuntura economica, noi stiamo così ponendo in essere alcune opere di significativo valore. Grazie. Grazie Assessorato alla Cultura, Michele De Bertolis. Grazie Sindaco, buongiorno carissimi. Annus Mirabilis per la cultura 2010. Annus Mirabilis non solo perché le manifestazioni meteorologiche che sono state terribili nella nostra regione hanno
ringraziando il cielo, risparmiato i numerosi musei, le numerose strutture culturali della nostra città, cosa che secondo me vale la pena di ricordare. E non solo, perché la vasta famiglia della cultura di Vittorio Veneto, fatta da volontari, da associazioni, da dipendenti del comune, anche la mia modesta persona, hanno goduto di buona salute. Annus mirabilis per tanti motivi: per il salvataggio del Teatro da Ponte, vi ha accennato prima dal sindaco, che mi permetterà il 31 di dicembre finalmente di indossare lo smoking che ho nell'armadio in naftalina da diversi anni. 31 dicembre, ore 20:30, Teatro da Ponte, siete pregati di comprare un biglietto, il primo biglietto del Teatro da Ponte di Vittorio Veneto a gestione comunale. Non solo per il Teatro da Ponte, per il recupero del concorso nazionale di violino biennale, che ha avuto un successone, come sapete, e per questa entrata a pieno titolo in questo concorso europeo per 5 barette, come si dice in dialetto, 5 milioni di euro per il Museo della Battaglia. Treno che, come ho avuto occasione di dire anche il Consiglio Comunale, passa forse di 100 anni. Di fatto da 70 anni non ne passava mai uno. Siamo riusciti a salire su quella. Adesso andiamo a vedere. Per l'inaugurazione del Museo del Baco da Seta, interessantissimo, è molto progettato, e per tanti altri dati che tante volte non si ricordano, non se ne sono importanti. 30.878 presenze alla biblioteca di Vittorio Veneto Ceneda, 30.878 presenze, più la biblioteca di San Giacomo di Veglia, che è stata aperta l'estate scorsa, dopo Augusto, altre 1.412, per non parlare delle visite guidate, degli incontri di lettura che fanno altre 800 presenze. Questa è la microcultura, ma in realtà è il tessuto vitale della cultura cittadina. Esposizioni, abbiamo avuto Emozioni del Legno, Talenti delle Donne, Personale di Bruno Cesca, la mostra di Loreto Martina, la mostra di Ottolino Stefani, grande pittore, Simone Breton, tuttora in corso alla Villa Croce, che vi invito di andare a visitare, mostra fotografica collettiva, alla Torre dell'Orologio, la poetica del fanciullo, la mostra del Fondo per l'Ambiente, a Palazzo Aviazioni un'esposizione di Elio Bottega, un'altra esposizione, Uno sguardo senza peso. Poi attività culturali e ricreative organizzate dal Comune con il sostegno delle associazioni, non ve le sto a elencare tutte perché sennò faccio sera, per un totale di 227.959 euro e chiavi. Più attività culturali e ricreative organizzate dalle associazioni con il sostegno del Comune, meccanismi, come ben capite, diversi, per un valore totale di altri 130.371, per un totale di erogazione di 358.000 euro per le associazioni e per le attività culturali e ricreative. Converrete quindi con me che l'anno è stato mirabilis. Per il 2011 ci auguriamo che tante cose possano andare a segno, tra queste ne sia una che secondo me è interessante. Quello che abbiamo fatto, gli scavi archeologici di San Paolo, molti di voi mi pare sono interessati di questa cosa, entra in un bel ciclo che è il circuito Italia Longobardensis, un circuito che nasce in Friuli su finanziamenti europei, per la precisione nasce a Cividale, che fu la porta d'ingresso, come il nostro concittadino forse Paolo Diacono sostiene nella sua storia del Longobardolo, quando dice lasciarono la Pannonia e entrarono in Italia al tempo dell'indizione prima, entrarono attraverso Cividale. Da lì si sparsero, fecero un ducato a Ceneda, testimoniato dalla cosiddetta pace del Duca Orso, che è un bellissimo crocifisso istoriato di pietre preziose, conservato al Cividale del Friuli nel tesoro del Duomo, che spero avremo in prestito, visto che parte da Ceneda, avremo in prestito per poterlo esporre nel 2011. Quindi un interessante itinerario storico, culturale e perché no, e qui Toni sorride, il mio collega Miatto sorride, turistico, che potrebbe interessare proprio
questo percorso longobardo. Con questo augurio e ringraziandovi per la grande collaborazione che la stampa mi ha potuto dare nel corso del 2010, non va dimenticato, perché è importante anche che ciò che si fa, il sacrificio di molti, mi voglio mettere per primi i dipendenti del comune, e io mi metto per ultimo, deve anche essere giustamente comunicato alla città affinché abbia una giusta percezione della grande quantità e qualità del prodotto culturale che in essa sta e della possibilità di usufruirne con la massima democraticità e la massima libertà. Grazie. Vado io? Sì. So che da me vi aspettate i numeri. Molti sono già di fatto stati dati dal sindaco dei miei colleghi. Non so se Zanello ha già fatto i conti perché lo vedo presissimo. Probabilmente il bilancio è già fatto. Comunque, prima di darvi alcuni numeri che credo interessanti, anche in assoluta anteprima sul bilancio 2010, visto che a 2 giorni dalla conclusione dell'anno li abbiamo finalmente in mano, il sindaco ha già anticipato che per l'anno in corso lo sforzo per rispettare il patto di stabilità ha avuto buon esito, quindi vi posso ufficialmente dire che per il 2010 il patto è stato rispettato, e nonostante sia stato senz'altro un anno particolarmente difficile. Ecco, prima di entrare nel dettaglio dei numeri del bilancio volevo però fare anche un po' l'assessore all'ambiente, alle scuole giovani, perché credo che nel corso d'anno, seppur con i tagli che hanno colpito tutti, alcune cose interessanti siano state fatte. Ecco, per quanto riguarda l'ambiente è chiaro che lo sforzo visibile maggiore è stato quello del coinvolgimento della popolazione, come ha detto il sindaco, sulle informazioni per la via del porta a porta, però ci sono stati altri 2 temi che ritengo importanti, anche perché negli anni passati, quando il problema esisteva, avevano sollevato molte giuste obiezioni da parte dei cittadini. E parlo della bonifica di Forcal, che come sapete è in piena attività e i lavori procedono secondo programma cronologico previsto, e la bonifica della Carnielli, per la quale è stato firmato praticamente l'accordo pochissimi giorni fa, e che vedrà quindi il via nei primi giorni, già all'inizio del 2011. Quindi dopo anni e anni di tanti problemi che sono stati sollevati, problemi sostanzialmente ambientali dovuti proprio alla peculiarità del tipo di inquinamento che sussiste nella cosiddetta area Carnielli, siamo riusciti nei giorni scorsi a chiudere e a trovare la quadratura di questo annoso problema, e è stata data l'autorizzazione alla ditta proprietaria per l'avvio anche della bonifica. Quindi nel gennaio 2011 prenderà il via appunto il piano di bonifica, che è fondamentale e comunque essenziale perché possa poi avvenire, prendere via anche la parte di ristrutturazione. Ecco, credo che questa sia un'ottima notizia di fine anno, che vedrà comunque l'esito positivo sul nostro ambiente, sulla riqualificazione di una zona centrale qual è appunto questa dell'ex Carnielli con il 2011. E per quanto riguarda la parte scuola, ci sono alcuni numeri che credo siano interessanti, perché in momenti appunto di difficoltà per le nostre scuole, l'attenzione che abbiamo voluto dare alle scuole sia pubbliche che paritarie credo sia stata anche ripagata dai risultati, che sono ovviamente quelli del buon funzionamento delle nostre scuole. Già si è detto dell'impegno dell'amministrazione per quanto riguarda gli investimenti, che però afferiscono all'assessore Fasan. Io volevo focalizzare invece su quelli che sono i sostegni alla didattica e al buon funzionamento delle scuole. Vi do questo numero perché penso sia significativo. Noi abbiamo i cosiddetti contributi ordinari alle scuole pubbliche paritarie, che nell'anno 2010 ammontano a 328.000 euro circa. Di questi la metà sono stati dati alle scuole per l'infanzia non statali, quindi parlo dell'IPAB Manzoni, della scuola per l'infanzia Manzoni, e delle 4 scuole paritarie
gestite da religiosi. Questi contributi rispondono proprio al nostro programma elettorale, che era quello del sostegno alle scuole, siano esse pubbliche o paritarie, laddove queste siano necessarie a rispondere al bisogno proprio delle nostre famiglie. Sappiamo che mentre per le scuole primarie la risposta che viene data dalla scuola pubblica è assolutamente sufficiente o comunque ben integrata con pochi interventi di scuole paritarie, per le scuole invece dell'infanzia la presenza di scuole non pubbliche è essenziale per il nostro territorio. In questa logica abbiamo firmato un protocollo d'intesa con appunto le scuole d'infanzia paritarie, che ha previsto un contributo a loro favore di 71.000 euro, che verrà implementato proprio in base al protocollo l'anno prossimo di ulteriori 20.000 euro. Quindi credo che la richiesta forte che ha fatto sia il Vescovo che l'Associazione di Scuole Paritarie Provinciali oltre che regionali sia stata ben compresa dalla nostra amministrazione. I servizi poi che continuiamo a dare alle famiglie sono servizi che corrispondono e rispondono ai loro bisogni. Parlo in modo particolare del servizio mensa, che ripeto è riconosciuto come un servizio di qualità. Abbiamo circa 1.500, serviamo circa 1.500 pasti ogni giorno con menù differenziati. Ecco, non è facile trovare vedere la soddisfazione di genitori che hanno magari bambini celiaci, quindi bambini con problemi molto particolari che molto spesso creano anche ansia proprio nei genitori stessi, essere invece soddisfatti e affidare i loro figli al servizio mensa pubblico. Questo credo che sia un ottimo risultato per tutti noi e lavoriamo davvero molto bene tramite il comitato mensa, con il gestore e anche con l'ULSE, che ci fa proprio da consulente tecnico. Sapete che noi siamo stati il primo comune in Veneto ad introdurre i piatti a chilometro zero, e questo anche è una scelta che sta dando degli ottimi risultati sulla qualità dei pasti serviti ai nostri bambini, dove appunto la prevalenza sono prodotti a chilometro zero e prodotti stagionali. Tra l'altro un paio di mesi fa abbiamo firmato una convenzione con la latteria sociale di San Giacomo, proprio perché a fronte di una fornitura di prodotti che loro ci fanno a chilometro zero, e abbiamo chiesto il loro contributo nel portare all'interno dei loro laboratori i bambini, le scuole, perché ci sia un avvicinamento fisico anche, oltre che sul piatto, al prodotto del nostro territorio, capendone quindi anche dal punto di vista educativo l'importanza alimentare. Parallelamente in molte delle nostre scuole quest'anno sono partiti gli orti, dove i bambini, con il supporto del territorio, che è fondamentale, coltivano i prodotti che poi andranno ad assaggiare o ad offrire direttamente durante il periodo mensa. La stessa esperienza è stata fatta durante un altro fiore all'occhiello di questa amministrazione, che sono i centri estivi. Quest'anno abbiamo avuto 800 bambini durante l'estate ai centri estivi, un numero mai visto prima, un numero altissimo, che senz'altro è legato al bisogno delle famiglie di avere supporto anche nei periodi estivi, ma senz'altro legato al fatto che la qualità, come è stata riconosciuta poi dai moduli che abbiamo dato ai genitori, la qualità del servizio è una qualità che viene apprezzata. Ecco. E per quanto riguarda i giovani, non so, abbiamo riportato sul materiale che vi è stato consegnato i 4.000 euro, che sono significativi, 4.000 euro raccolti dal progetto Run for All quest'anno, che sono significativi dell'impegno di moltissimi, circa un centinaio, in questo caso anche 150 giovani, che si dedicano in modo assolutamente gratuito non semplicemente a occupare il proprio tempo, ma a mettere il proprio tempo libero a disposizione del resto della comunità. Ecco, la base delle politiche giovanili è basata proprio sulla responsabilizzazione dei giovani, sul dare la possibilità ai giovani di divenire imprenditori di se stessi. Così è successo con il gruppo appunto che
contribuisce a Rock for Rai, così è successo con il gruppo Ring che si occupa di comunicazione, piuttosto che a tutti i vari gruppi giovanili che fanno parte del progetto Città Cantiere, che proprio in quanto tale già dice come sia strutturato il progetto stesso, cioè rendere i giovani appunto imprenditori di se stessi in base alle proprie preferenze, alle proprie attitudini. Ricordiamo anche l'inaugurazione allo skate park, non solo come momento di inaugurazione, ma con il successo che questo luogo sta avendo. Non è un luogo di semplice svago, è un luogo anche di educazione. Abbiamo gli operatori che accompagnano i ragazzini fisicamente presenti allo skate park e parallelamente continuiamo a lavorare con loro proprio sulle norme comportamentali da seguire, quindi è un processo educativo importante. Il bilancio, allora il bilancio 2010 vi sono stati già anticipati alcuni numeri, abbiamo chiuso con un pagato in opere pubbliche di 6 milioni e 4. Ecco, credo che questo sia un dato significativo in tempi di vacche magre e di grandissime difficoltà. Essere riusciti a pagare 6 milioni e 4 di opere pubbliche, chiaramente alcune conclusioni di opere che erano in corso già a inizio anno, altre di opere iniziate o avviate nell'anno 2010, credo che sia un ottimo risultato. Lo stesso per la spesa corrente, perché chiudiamo con un saldo di 17 milioni e 800 mila euro rispetto ai 18 milioni dell'anno scorso. Quindi anche qui siamo riusciti a garantire tutti quei servizi, perché di fatto, a parte diciamo 6 milioni circa che sono gli stipendi, la maggior parte chiaramente le spese da contratti, le spese vive, diciamo, il resto sono veramente circa 6 milioni e mezzo sono denaro dedicato e destinato al sostegno dei nostri cittadini, progetti, più che a progetti, proprio a interventi a favore della persona. Credo che questo sia un ottimo risultato. L'altra operazione che forse è passata un po' sottotono, ma che ritengo sia stata un'operazione utile al nostro bilancio attuale e anche a quelli futuri, è stata l'estinzione dei mutui per 723 mila euro. L'abbiamo fatta diciamo, usando buona parte dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, è stata una scelta, senz'altro una scelta politica. Abbiamo estinto quindi dei mutui per appunto l'importo di 723 mila euro con il beneficio immediato sull'anno prossimo di una minor spesa per quota capitale e quota interesse di 82 mila euro e che si protrarrà poi, anche se ovviamente in quota minore, negli anni successivi. Non abbiamo fatto ricorso all'indebitamento. Gli oneri di urbanizzazione, ne parlava prima l'assessore De Nardi, sono diminuiti da 757.000 del 2009 a 470 del 2010, quindi capite cosa vuol dire avere 300.000 euro in meno di entrate per gli oneri. Ovviamente questa è stata una partita da gestire con grande attenzione. Comunque in buona parte questa minore entrata è stata compensata da una minore spesa, e di questo devo veramente ringraziare il collega Bianco, della fornitura a calore, perché col nuovo appalto, con l'attenzione che lui personalmente ha dato a tutta la questione gestione calore, abbiamo avuto un risparmio complessivo a fine anno di 300.000 euro. Quindi diciamo che stiamo lavorando davvero come una squadra e non è più solo l'assessore al bilancio che si deve occupare dei numeri, ognuno lavora sì per ottenere i propri risultati, ma senza dare per scontato che ci siano sempre le risorse, quindi cercando di ottimizzare anche le risorse interne e addirittura, come fa, e ripeto e mai finirò di ringraziare l'assessore Bianco, riducendo anche quelle spese possibili proprio con interventi di ottimizzazione energetica sul nostro territorio. Concludo con una notizia, anche questa dell'ultima ora. Abbiamo finalmente concluso la vertenza con la Regione per quanto riguarda la partita del GRIS. Sapete che da anni si protraeva questo credito dell'amministrazione comunale appunto nei confronti del GRIS e non più tardi 10 giorni fa la Regione ha finalmente stanziato i 400.000 euro di cui noi eravamo creditori. Quindi anche questa è una partita che senz'altro si protraeva da tanti anni, sulla quale il sindaco ha messo una parola molto importante che si è
dimostrata poi essere determinante proprio per il successo della legge. Grazie. Allora, buongiorno. Allora, facendo un excursus degli argomenti di mia competenza, partiamo dalla pianificazione energetica. Noi stiamo perseguendo quello che era all'inizio il nostro piano energetico, che comprende un certo numero di interventi, e con la realizzazione del grosso fotovoltaico di San Giacomo possiamo dire che aver superato abbondantemente la metà degli impegni, cioè che ci stanno dando tra l'altro diverse soddisfazioni. La contrattualistica in primis, con la diminuzione di costi conseguente, i piani fotovoltaici che sembrava dovessero essere completati il 21 di dicembre, noi li abbiamo completati il 21 dicembre, adesso ci sarebbe poi anche un mese in più lasciato dalle mille proroghe per il loro completamento, ma non ne abbiamo bisogno. La collezione di piani fotovoltaici oggi ammonta a 7, d'accordo? Ne abbiamo uno abbastanza grosso, più degli altri, però il totale ammonta a 7 per una potenza installata di 1086 kW. Questo ci concederà, allo stato attuale delle cose, di coprire circa il 45% dell'intero consumo elettrico dell'amministrazione di Vittorio Veneto, progressivo dei consumi degli stabili, che anche della pubblica, che fa la parte del Leone. Come processo in itinere di miglioramento e di contrazione dei consumi, questi impianti fotovoltaici arriveranno a coprire più del 50%. Alla fine, il resto del 50% abbiamo alcuni progetti in mente, e abbiamo già cominciato a metterci mano dopo il grosso impegno appunto del fotovoltaico, e noi andiamo duro nonostante le difficoltà anche economico-finanziarie che si paventano. Vorremmo arrivare a coprire l'intero consumo. Speriamo di riuscirci. Altre piccole cose stanno avvenendo, più o meno piccole. Proprio in questi giorni si stanno completando i lavori di migliorie delle piscine comunali, cosa che contrarrà di molto i consumi storici, che ammontavano a circa 190.000 m3 di metano all'anno e più di 300.000 kWh all'anno. Li ridurremo in modo sostanziale già con l'inizio del 2011. È partito il distributore di metano, un po' alla volta bisognerà anche con il vostro aiuto comunicarlo, in modo tale che queste opportunità vengano colte. Altre opportunità ben più piccole si vede che vengono colte, non vengono colte, vediamo, le opportunità che abbiamo create sono là. Ci resta molto da fare, però un po' alla volta contiamo di poter realizzare tutto quello che ci eravamo prefissi. Per quel che riguarda il turismo, diciamo che anche nel 2010 abbiamo mantenuto in essere quello che erano gli approcci storicamente consolidati relativi ai vari eventi ormai tradizionali in città, e non li abbiamo fatti mancare, però è nostra intenzione di lavorare un po' più sui fondamentali. Proprio qualche settimana fa la Giunta ha dato via libera a un tavolo turistico dove poter far convergere tutte le professionalità presenti nell'amministrazione e nei nostri uffici, che oggi disperse troveranno collocazione attorno a un tavolo in modo da ottimizzare gli interventi in campo turistico. Dovremmo essere bravi nel 2011 perché Vittorio si ritrova ad essere fulcro su cui si sono già imperniati due grossi interventi, direi fondamentali, il principale del quale viene dalla Regione Veneto, assessorato al turismo, che è la valorizzazione di tutta la pedemontana veneta, ovvero sia del Garda e del Cansiglio, come ulteriore attrattore turistico importante del Veneto. Cioè, oltre alle spiagge, oltre che Venezia città storiche, oltre che le Dolomiti e oltre il Garda, la pedemontana veneta con la singolarità dovrà essere riconoscibile e riconosciuta quale specifico attrattore turistico. In questa prima fase esplorativa interviene il
comune di Tiene per quel che concerne la Pedemontana Vicentina e il comune di Vittorio Veneto per quel che concerne la Pedemontana Trevigiana, per la prima fase, il primo approccio, che è stato pensato a essere triennale, poco più che riconoscitivo, con il primo finanziamento di 60.000 euro per ognuno dei due comuni, per poi diventare con l'anno prossimo e fra 2 anni più cospicuo per la promozione di quanto riusciremo, se saremo bravi, a creare. Lo ritengo fondamentale questo passaggio per tutto quello che è turismo, cioè dopo di conseguenza sarà più facile fare un po' tutto. La cosa si incardina anche con un altro intervento voluto dall'assessore Mazzato di valorizzazione del Cansiglio. Il Cansiglio come attrattore turistico, la Regione sta già interloquendo con molte entità, associazioni e organizzazioni, dalle sindacali piuttosto che dalle pensionistiche, in modo tale da generare un flusso più o meno costante di fruitori di un'entità quale può essere il Cansiglio, solo che il Cansiglio è sprovvisto di elementi di supporto a queste presenze, per cui attualmente il vittoriese sta interloquendo con i comuni dell'Alpago, una specie di ferro di cavallo che dovrebbe dare tutti quegli apporti di logistica e di supporto a questi arrivi. La cosa si sposa perfettamente con un altro progetto della Pedemontana e noi siamo un po' cardine, dovremmo appunto, ripeto, essere bravi e mettere a frutto queste opportunità che ci vengono essenzialmente dalla Regione, con incarico regionale. Come agricoltura abbiamo anche qua mantenuto in essere tutti i contatti con le entità parallele e superiori a noi, quelle tradizionali, e in più nel 2010, proprio questa sera, dovremmo chiudere il lavoro svolto con tutti i comuni della DOCG del Prosecco per dotarci di un regolamento rurale omogeneo per tutto il territorio. La prima porzione di questo regolamento verte sull'uso dei trattamenti in agricoltura, dei fitofarmaci in agricoltura, che dovremo mettere in modo peculiare sotto osservazione e poterli controllare. Il lavoro è stato grosso, moltissimi incontri a tutti i livelli e sembra che il prodotto che sta per uscire, sta per vedere la luce, sia buono. Il lavoro non finirà qua perché avrà anche altri aspetti relativi alla gestione del territorio, non ultimo quello paesaggistico e ambientale, tenuto conto che la zona del Prosecco è anche in predicato per essere riconosciuta dall'UNESCO, perlomeno tutte le pratiche sono dimostrate per questo riconoscimento, quindi anche gli aspetti paesaggistici dovranno rientrare in questo regolamento che ci daremo quando sarà completo. Tanto sta per completarsi la parte che ci interessava di più. Mentre per il 2011 è intenzione di questo assessorato, di questa amministrazione, introdurre anche nella quota parte del nostro territorio le TPL. Cosa sono le TPL? Tutte le produzioni locali, che sono normate da apposito decreto della Regione Veneto, che in un paio d'anni ha creato un'esperienza tale da poter ritenere che sia una importante opportunità per i nostri imprenditori agricoli e che sta prendendo piede dove è nato, nella zona più occidentale, cioè in quella del Valdobbiadenese, mentre con meno tradizione in questo senso, le nostre parti si tratterà di introdurre. Il 28 gennaio ci sarà già una prima conferenza di presentazione di questa opportunità e si terrà qua a Vittorio Veneto. Sono già 40 le unità produttive di questo tipo nel Valdobbiadenese che si allunga anche verso Castelfranco, mentre qua siamo ancora dobbiamo ancora partire. Speriamo che sia colto anche questa come opportunità da perseguire dei nostri imprenditori agricoli. Parliamo di identità veneta. L'identità veneta
ce l'abbiamo noi, quella che vogliamo e quella che ci meritiamo alla fine. L'assessorato sta pensando a chi rischia di perderla, cioè delle migliaia di toriesi che sono seminati per il mondo. È nostra intenzione, con fondi destinati alla comunicazione, piccoli risparmi fatti, di creare un meccanismo web, sia in immagine che in messaggistica, un contatto diretto con i nostri concittadini all'estero. Basta, innovazione e informatizzazione è l'ultimo argomento. Allora stiamo perseguendo le 3 finalità che ci eravamo dati, la principale delle quali sembra, dopo tanta fatica, trovare la luce, cioè il Digital Divide, che con la tecnologia WiMAX, l'unica percorribile, dovrebbe riuscire a coprire le zone del territorio oggi tecnicamente irraggiungibili. Il processo di rinnovamento degli applicativi propri dell'amministrazione comunale sta procedendo, non è velocissimo perché abbiamo 160 macchine, moltissimi operatori vanno addestrati, quindi non è velocissimo il passaggio. Contiamo un anno, forse anche qualcosa di più, credo.